È un'accoglienza davvero molto naturale, è l'accoglienza che fa vivere la campagna limitrofa alla città di Milano ed è quella che offre l'agriturismo Cascina Santa Brera. Siamo esattamente a 10 km da Milano, vicinissimi, semplicissima da raggiungere questa città dedicata al business, con la signora Irene Di Carpegna, titolare di questo cascinale. 10 anni fa nasce l'idea di riportare veramente il borgo nella vita contadina da poter far vivere le persone. Io ho ereditato questa cascina con terreni intorno, era semi abbandonata, in distruzione, e mi sono detta che sarebbe stato importante riportare alla vita e soprattutto alla frequentazione delle persone, riaprirla al pubblico, riaprirla alla comunità che vive qui intorno e che non ha l'accesso alla terra. Di conseguenza abbiamo iniziato ad aggiustare, a ripulire per riportare alla luce anche i materiali originali con i loro colori. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo indebitati tanto con l'idea di rimettere proprio in funzione, riaprire a tutti questo patrimonio che secondo me è per la gente, e poi aprirlo come agriturismo oltre che come azienda agricola, anche per rientrare di questi investimenti enormi che sono stati fatti. 30 alloggi all'interno della struttura, le caratteristiche stilistiche che sono state mantenute e le caratteristiche gastronomiche e culinarie del territorio che riesce a dare Cascina Santa Brera a chi entra per la prima volta in questo posto. E quando abbiamo aggiustato consideriamo che in una stanza che adesso può ospitare 2 o 3 persone, una volta viveva una famiglia senza servizi, senza luce elettrica, senza acqua corrente, quindi abbiamo dovuto rendere vivibile la struttura, renderla a norma, inserire gli impianti che non c'erano, anche l'antincendio per dire, ma sempre rispettando i materiali originali e non inserendo cemento, plastica laddove non è necessario, in modo che vivi un'atmosfera sana. E poi abbiamo iniziato con delle coltivazioni biologiche, abbiamo iniziato ancora prima di aggiustare la cascina con l'agricoltura biologica, con cereali, ortaggi, poi la frutta. Abbiamo messo un bosco di oltre 12.000 alberi per avere la legna, perché ci scaldiamo tutto con la nostra legna. A un certo punto abbiamo iniziato anche a allevare animali, sapendo che era più impegnativo, ho aumentato il numero di persone addette. Adesso alleviamo polli, galline per le uova, abbiamo i maiali, abbiamo i bovini, abbiamo degli asini, le api. Di conseguenza possiamo produrre da noi il grano per fare il pane, cuociamo il nostro pane con la pasta madre nel forno a legna, facciamo poi i salumi. La razza bovina che alleviamo, che ci dà la carne, è la razza varzese, che è diventata presidio Slow Food. Tra le nostre specialità naturalmente abbiamo la pasta fresca fatta in casa con le nostre uova, abbiamo i ragù che con la nostra carne vengono sempre bene, abbiamo la gallina ubriaca che è un piatto contadino, della tradizione contadina, e poi il roast beef di carne varzese che è veramente eccezionale, ce lo dicono tutti, e i dolci con chiaramente le nostre marmellate, la nostra frutta fresca quando c'è, e cuciniamo con i nostri prodotti. È un agriturismo, se vogliamo, ruspante, dove si vede la campagna, la terra, il lavoro dei campi, si può fare una passeggiata e verificare che quello che mettiamo in tavola è veramente prodotto qui, e quello che trovano sono cibi semplici, un ambiente semplice,
senza tanti fronzoli, ma curato nella sostanza. Siamo all'interno della via Emilia tra San Giuliano Milanese e Melegnano. Abbiamo un sito che è www.cascinasantabrera.it, dove ci sono anche le coordinate satellitari, perché oramai si viaggia sempre attrezzatissimi. Venite all'interno della mia cascina perché? Perché è un luogo privilegiato dove entrare in contatto con la terra e con la natura. Les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La verità è che Apriamo una nuova puntata di Fiere e dintorni all'interno di quella che oggi è una tematica estremamente attuale, perché parliamo di sostenibilità. Quando si parla di sostenibilità si parla di energie rinnovabili, si parla di sole in uno stato in cui il sole la fa per la maggiore, quindi un percorso, quello di Solar Expo, nella sua 13ª edizione, caratterizzato da circa 500 espositori provenienti da tutto il mondo, che esprimono il proprio modo di fare efficienza energetica e il proprio modo di avere una qualità energetica estremamente elevata. Noi scopriamo i segreti di un settore che è stato completamente rivoluzionato, che oggi tramite le aziende si esprime in questo modo, definendo il Made in Italy nel mondo davvero in maniera eccellente, e da qui cominciamo ad ampliare da Milano, dalla Fiera di Milano, il mondo per voi con Solar Expo al Cubo. All'interno del Solar Expo 2013 non può mancare l'incontro con uno dei leader nel settore del fotovoltaico, che è la Gefran, con Marco Ciaccio. Che cos'è la Gefran, dottor Ciaccio, e soprattutto che cosa ne determina il successo in questo mercato nazionale ed internazionale con i suoi inverter di stringa? Gefran è una multinazionale italiana presente con 3 stabilimenti produttivi in Italia e con altri 4 sparsi nel mondo, e dove abbiamo anche delle 15 filiali commerciali. Gefran, tra i vari prodotti che progetta quindi e realizza, ha sicuramente il comparto degli inverter, componenti per automazione, sensoristica, e da circa 3 anni anche i prodotti per quanto concerne il fotovoltaico. La Gefran, per quanto riguarda la linea Radius, quindi la linea di prodotti dedicati per il fotovoltaico, ha un range di prodotti che vanno dal centralizzato, quindi inverter che possono essere generalmente utilizzati per grossi impianti, fino a soluzioni chiavi in mano in cabinati, e da quest'anno abbiamo allargato quello che è il nostro range, portando anche a soluzioni a 2 megawatt. Una delle grandi novità di questo Solar Expo sicuramente è sulla nuova gamma di inverter di stringa trifase, anch'essi made in Italy, quindi progettati e realizzati da noi. È un prodotto che si presenta con un range che varia dai 10 ai 20 kW con 3 mppt, con dei rendimenti fino al 98,5 alla massima potenza, che lo rendono tra i top sicuramente dei prodotti in questo momento sul mercato. È un prodotto completamente innovativo, modulare, che permette di dare molta flessibilità nella scelta ai vari installatori, ai vari EPC. È un prodotto quindi già concepito con una serie di plus che, ripeto, lo pongono al top dei prodotti attualmente sul mercato. È un prodotto conforme con le nuove normative vigenti, con la possibilità quindi di poter variare il COSFI in funzione della rete, mantenendo comunque la massima potenza dell'impianto, ed è già conforme per essere in linea con quella che è la nuova strategia per quanto riguarda anche l'internalizzazione del prodotto.
iniziata lo scorso anno, che ci vede oltre che in Italia forti anche in nuovi mercati quali India, quali Romania e soprattutto in Sudafrica, dove a inizio di quest'anno abbiamo aperto uno stabilimento produttivo per essere conformi a quelle che sono le esigenze del mercato sudafricano. Scegliete Gefran perché? La prima cosa sicuramente per cui scegliere Gefran è perché appunto è un'azienda sicuramente presente dal mercato, e questo lo dice la storia, non lo dico io, da oltre 40 anni. È un'azienda, come dicevo prima, made in Italy, quindi che spinge un prodotto fatto in Italia. E non siamo assemblatori ma siamo produttori nel vero senso della parola, gestiamo tutta la filiera dalla fase di progettazione e sviluppo, quindi noi abbiamo l'R&D al nostro interno, abbiamo tutta la produzione, facciamo le schede, assembliamo il prodotto, lo vendiamo e poi diamo anche tutto quello che concerne il post vendita. È un'azienda quindi consolidata, un'azienda sana che c'è, ci sarà, e questo sicuramente ci contraddistingue da altre realtà anche internazionali, insomma. Radius of Gefran, a passion for solar energy. If I go hard, let me tell you that it's worth it. Play the right cards, I ain't afraid to work it. Brush 'em right off when they say I don't deserve it. Hang on to my heart. Consigliere delegato della Power One Italia, Abelardo Farri, importantissima azienda, la numero 2 in tutto il mondo per la produzione di inverter, la numero 1 sul territorio italiano. Come si fa ad ottenere successo o a mantenerlo e andare avanti con la crescita con un'azienda come la Power One? Un'azienda vive essenzialmente di tre cose: vive di mercato, quindi bisogna avere dei prodotti che incontrino le necessità del mercato, bisogna che i prodotti siano facili da utilizzare, semplici da capire, economici, quindi competitivi, e bisogna che in qualche modo il mercato li recepisca. Come si fa a farli recepire dal mercato? È il secondo ingrediente. Dobbiamo avere una rete di vendita e in questo caso devo dare atto ai nostri distributori che sono stati veramente bravi, leali, seri, e poi la terza cosa è abbastanza banale, cioè le aziende bisogna gestirle bene, quindi bisogna stare attenti ai costi e bisogna mantenerle sempre in condizioni di sicurezza. Quali sono i segreti del prodotto Power One? È chiaro che per avere un prodotto eccellente bisogna incrociare tutta una serie di dati che vengono dal mercato, che vengono dagli utilizzatori e anche che vengono dagli ambienti accademici, cioè che pensano a quello che nel futuro potrà essere lo sviluppo di un dato prodotto. Poi bisogna essere bravi a tirare la sintesi, però lì dopo sta nella cultura aziendale, e quello credo che sia una delle prerogative più importanti che abbiamo noi in Power One. Tutti questi studi hanno condotto quest'anno, nel 2013, a 2 nuovi prodotti presentati e che saranno, tra l'altro prevedono anche molto quello che sarà la tendenza del futuro. Il piccolo trifase residenziale risponde ad un'esigenza soprattutto per il mercato tedesco, ma poi, come sempre succede, si espande a tutti i mercati europei, di un prodotto che riesca a controllare bene, in maniera efficiente, la potenza reattiva che viene generata dall'inverter durante la notte. Invece, per quanto riguarda l'accumulo che abbiamo qui alle nostre spalle, questo è un esempio di accumulo residenziale. Io lo definisco così: un elemento essenziale dal quale non si può prescindere. Perché questo? Per diversi motivi. Il primo ed è fondamentale, il fatto che noi possiamo accumulare l'energia prodotta durante il giorno, restituirla in maniera programmata, e la seconda cosa è che mano a mano che crescono gli impianti in energie rinnovabili, le energie rinnovabili hanno un difetto, cioè che l'energia prodotta non è programmabile. Quindi, per esempio, le reti di Terna in Italia, per esempio, o le reti in tutto il mondo, potrebbero soffrire
di una non programmabilità, quindi di un ammontare di energia enorme, e più che crescono le installazioni, più che l'energia prodotta è importante, fino al punto da poter distruggere le reti di distribuzione. Quindi paradossalmente faremo del bene producendo energia pulita, distruggendo le reti faremo un disastro totale in un paese disastro. Quindi quello serve ad accumulare l'energia che non serve alla rete in maniera istantanea e a restituirla nel momento in cui serve. Tra l'altro è fantastica anche, con grande soddisfazione, la recentissima acquisizione che c'è stata da parte dell'ABB svizzera. L'acquisizione ABB è evidentemente per noi un motivo di grande soddisfazione. Ora, a cosa porterà è difficile da dire. L'obiettivo principale, fondamentale, è quello di diventare i numeri 1 al mondo. Noi adesso siamo numeri 2, quindi abbiamo della strada da camminare e speriamo in quello. Non vi dimenticate mai che per ora questa non è un'acquisizione, è una proposta di acquisizione, è un progetto di acquisizione. C'è da attendere la delibera dell'antitrust, che è obbligatoria, è un passaggio obbligatorio, e solo dopo questa delibera potremo iniziare con l'integrazione delle due aziende. Investite in questo settore perché? Ma perché è un settore che ci dà un'infrastruttura energetica che è nostra, non ce ne abbiamo un'altra, noi non abbiamo carbone, non abbiamo gas, non abbiamo petrolio, questa è un'infrastruttura energetica che è nostra. Prima cosa, la facciamo in maniera pulita, possiamo sviluppare, creare energia in maniera distribuita, cioè crearla laddove serve e usarla laddove serve, cioè se non vi bastano questi... Nel percorso di questo Solar Expo andiamo a ricavare quelle che sono le leadership nel settore del fotovoltaico, e ovviamente uno stop all'interno dell'azienda Tecnospot ci deve necessariamente essere. Tanti anni di consolidata esperienza nel settore fotovoltaico, nella distribuzione di prodotti di pannelli fotovoltaici, impongono l'azienda come leader. Riccardo Fesinghelli, direttore commerciale e marketing, in questo 2013 che cos'ha la Tecnospot per rimanere leader e per continuare ad evolversi prendendo sempre più nuove fette di mercato? Allora, è da 20 anni più o meno che la Tecnospot ragiona come dare sempre di più al proprio cliente. Allora, in un anno di transizione come il 2013 ci siamo chiesti di cosa avrà bisogno il nostro cliente. Abbiamo fatto un questionario, abbiamo creato una domanda e abbiamo creato subito una risposta. Il cliente ha bisogno di un partner, ha bisogno di fare squadra, di essere un vero e proprio team con il proprio distributore per andare a vendere, per creare business e per insieme sfruttare il momento, magari un po' di maretta, come si potrebbe dire, per pensare ed essere molto più combattivi un domani. Fino all'altro giorno il distributore nasceva come un operatore che attende l'ordine dal cliente. Benissimo, Tecnospot cambia, scende in campo insieme al cliente per andare a vendere. Quindi il servizio principe è andare a vendere insieme. Venderà sempre e solo l'installatore, bensì con il nostro supporto, la nostra potenza di fuoco, la nostra potenza di marketing e tutto ciò di cui lui avrà bisogno, perché basta sedersi intorno a un tavolo, capirsi bene dove investire insieme per fare meglio. Questo è fondamentale, perché il 2013 è un anno in cui bisogna svoltare, bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa, bisogna ragionare sull'energia e non più su uno scambio di denaro con il conto energia, e soprattutto bisogna sempre di più sensibilizzare l'end user sul costo dell'energia e sul guadagno di fare un impianto fotovoltaico. Per questo nascono 4 target differenziati, che sono esattamente per questi servizi mirati quali? Allora,
sono esattamente 4 come hai detto tu, sono il cliente domestico, la piccola media impresa, chi deve smaltire l'Ethernet e l'energivoro. Sono i 4 target principali che noi abbiamo notato con cui lavorano i nostri clienti. Bene, abbiamo stipulato dei servizi ad hoc per ogni target e andremo proprio a spiegarli al nostro cliente e a spiegarli in modo da poter lavorare da domani subito insieme sul cliente finale, che sia l'energivoro, che quindi avrà bisogno di determinate cose come la presentazione di un'azienda potente, cose del genere, come il cliente domestico che magari vuole solamente risparmiare la bolletta. Bene, andiamo a vedere come risparmiare la bolletta elettrica ma anche la bolletta del riscaldamento. Tecnospot passato, presente, Tecnospot futuro, in un quadro di sintesi. Il quadro di sintesi adesso del fotovoltaico è che è un anno di transizione. Quindi per cui cosa succede? Veniamo da un 2010 altissimi fatturati, un 2011 che cominciamo a vedere i nuovi conti energie che nascono, un 2012 difficile un po' per tutti, ma in cui la Tecnospot è stato l'unico anno che ha pareggiato esattamente il numero di materiale venduto dell'anno prima, quindi acquisendo ancora di più quota di mercato. Questo vuol dire che il prodotto di qualità viene sempre di più apprezzato, l'investimento umano che ogni giorno facciamo inserendo nuovi giovani che lavorano con noi viene apprezzato dal nostro cliente e quindi la sintesi è: continuiamo a lavorare, continuiamo a investire sulla tecnica, sulla qualità, sulle persone, in modo da dimostrare che l'azienda c'è, ci sarà, perché vuole essere un partner del proprio cliente. Qualunque sia l'obiettivo del nostro cliente, noi lo aiuteremo a centrarlo. PM Service SRL, il General Manager Massimo Innocenti. Oggi PM Service possiamo dire che è arrivata cosa e cosa è diventata, visto che la seguiamo da diversi anni. Nel 2012 c'è stata l'acquisizione di Albat che ci ha permesso di rafforzarci e strutturare l'azienda per quello che erano le sfide del mercato estero, cosa che è stata prontamente fatta. Sono stati creati due uffici periferici e 2 aziende diverse, una in Turchia e una in Brasile. Dalla stessa Italia stiamo seguendo gran parte dell'Europa, quindi sicuramente tutto questo ha portato quel valore che ci serviva per poter essere presenti, forti, competitivi e concreti nel mercato al di fuori dell'Italia. Cosa vuole oggi il mercato del fotovoltaico in Italia ma anche worldwide? Oggi il mercato ha bisogno di aziende che possano supportarle, i clienti che possano innovare il mercato e possano portare quel valore aggiunto che il mercato ha bisogno. Quindi credo che noi oggi abbiamo le potenzialità per questo. Cosa ci vuole per essere un buon distributore come PM Service? Ma io credo che tutto questo lo si faccia con una grande focalizzazione, con una grande preparazione aziendale e con una grande passione per quello che è la distribuzione. Non abbiamo mai voluto mischiare le due cose fondamentali che sono l'installazione con la distribuzione o rivendita del materiale. Noi ci siamo sempre focalizzati bene sulla distribuzione. Credo che abbiamo una grande forza commerciale e questo credo che sia il valore importante che il mercato ci richiede. Ingegnere Andrea Parrini, quali sono le nuove esigenze che il mercato fa presente a voi come distributori? Diciamo innanzitutto che guardiamo a questo mercato come un mercato che può ancora svilupparsi, che può ancora crescere nonostante il fatto che stiano finendo gli incentivi. Per cui proporlo in maniera diversa, proporlo insieme ad altri sistemi che guardino soprattutto all'efficienza energetica per il futuro, sia per l'industria che per l'abitazione. Quali sono i prodotti che avete scelto, quali le aziende leader e le caratteristiche che i prodotti hanno? In genere fra i prodotti il PM Service distribuisce, ogni partner ha portato delle novità.
In particolare partiamo un po' da quello del nostro cavallo di battaglia Power One, che ha introdotto 2 elementi importanti: i sistemi di accumulo per un futuro energetico diverso e per l'immediato un inverter nuovo da 3 trifase. Poi abbiamo il nostro partner Western, che ha sviluppato un sistema di accumulo un po' leggermente diverso rispetto a quello Power One, che ci permette di ampliare la proposta. E poi nel risparmio energetico con Luxferov, pannello ibrido ceramico, strutturale, fotovoltaico e termico, e Connect, che fa un energy manager estremamente importante per l'analisi energetica e il risultato finale della proposta. Siamo stati anche partecipi di sviluppi di prodotti per dare delle soluzioni al mercato, tant'è che adesso andiamo a sviluppare una micro paleolica da 1 kW che dà soluzioni tecniche innovative, cioè una paleolica che esce in corrente continua e può utilizzare gli inverter Power One direttamente senza interfaccia, proprio per andare a completare la gamma dei prodotti, perché il fotovoltaico lavora di giorno, ma l'eolico può darci una mano anche di notte. Livia Azzoni, Operation Manager. Cosa significa espandere la PM Service da un mercato italiano arrivando un pochettino in tutto il globo? Quali sono le strategie? Ma direi che una delle strategie di PM Service è sempre stata quella di essere vicino ai clienti e vicino al business, e proprio in quest'ottica direi che continuiamo ad esserlo, volendo essere dove c'è il business. E quindi se il 2012 ci ha visto in un anno di consolidamento, di acquisizione, il 2013 è l'anno in cui la PM Service si espanderà. Entriamo con Lorenzo Lupi in quello che è quella che è la dimensione Brasile. Il Brasile è sicuramente un mondo su cui ci siamo affacciati oramai da più di un anno. Abbiamo aperto sede a Salvador Bahia, nel nord del Brasile. Ora noi ci siamo affacciati già da un anno e stiamo ripetendo quello che stiamo facendo in Italia, ovvero creando una rete di agenti, una rete vendita per importare e vendere i nostri prodotti. PM Service ci sta investendo e sicuramente un riscontro positivo a breve termine. Giordano Marzocchi, che è responsabile Europa della PM Service. Come risponde l'Europa all'ingresso di PM Service come azienda che distribuisce prodotti per il fotovoltaico? Per noi i paesi più interessanti ad oggi in Europa sono l'Inghilterra. In Francia stiamo cominciando a lavorare delle partnership con delle aziende già presenti nei mercati locali, e poi per noi l'Europa significa in gran parte ad oggi Romania, e poi la nostra Europa vuol dire anche Turchia. Speriamo di poter coprire il nord. Oggi si parla di paesi dei quali non si sarebbe nemmeno pensato, come la Svezia o i paesi nordici. Vorremmo essere presenti anche lì e stiamo facendo l'impossibile per essere. L'obiettivo più bello che lei vorrebbe raggiungere all'interno della sua azienda della PM Service? Mi piacerebbe che l'azienda avesse veramente un posizionamento a livello worldwide e che potesse essere un first class distributor non solo in Italia, dove già lo siamo, ma nel mondo. Ma il futuro sarà basato notevolmente su quello che sono i nuovi sistemi, nuovi prodotti che andremo a presentare al mercato, nuovi prodotti che il mercato ci sta già chiedendo, ma sicuramente dovrà essere sempre comunque una nostra partecipazione a quello che il mercato richiede. Noi siamo pronti a provare a trovare soluzioni per il mercato, quindi credo che il futuro sarà basato su questo. PM Service lavora per dare efficienza H24.
Il settore del fotovoltaico si evolve, va avanti. In questo settore si inserisce la Line Trade con il suo direttore commerciale, il dottor Enrico Berton. Come si posiziona e come arriva ad oggi a essere una delle aziende leader nella trasformazione dell'energia? La Line Trade prima di tutto è un'azienda che proviene dal settore della conversione dell'energia da 10 anni. E non solo conversione ma anche qualità dell'energia con una gamma di molte soluzioni, oltre 750 nel nostro listino, e dove ha colto l'opportunità di offrire delle soluzioni attraverso l'esperienza accumulata per il settore fotovoltaico. Questo è l'Ensolar Green Off-Grid Inverter, quindi è una soluzione che ci permette, attraverso il collegamento di un pannello fotovoltaico della rete Enel di alimentazione, un banco batterie, e attraverso queste 3 sorgenti d'ingresso posso dare una continuità di alimentazione al carico di uscita, fornendo anche un'energia accumulata quando il pannello fotovoltaico non è più in grado di erogare l'energia al termine dell'irraggiamento. In pratica, in questo caso, la prima energia che produce il pannello fotovoltaico, dato che non avrebbe comunque la possibilità di alimentare il carico in uscita, va in primis immesso nella batteria, mentre il sistema da rete Enel alimenta direttamente il carico. Alla crescita della prestazione del pannello fotovoltaico si otterrà la situazione ibrida di erogazione dell'energia del pannello fotovoltaico sia al banco batteria sia all'inverter per il carico, quindi potrà caricare la batteria mentre sostiene il carico in uscita. Poi, se dovesse presentare, diciamo, una mancanza momentanea del pannello fotovoltaico, posso comunque contare di sostenere comunque l'impianto attraverso il circuito di batteria che va a sopperire alla mancanza del pannello fotovoltaico, o perché magari la produzione fotovoltaica è inferiore alla richiesta del carico, subentra e a questo punto l'accumulatore come integrazione di energia. Quando, diciamo, si ottiene la produzione fotovoltaica in riferimento al carico, in questo momento comunque anche la rete Enel non viene prelevata dal sistema. Infatti adesso noi faremo la simulazione di scollegare la rete Enel d'ingresso e di osservare che dal display indica con il LED verde la produzione completamente fotovoltaica senza l'ausilio della rete Enel d'ingresso. In questo modo io riesco a sostenere la casa attraverso tutto un circuito fotovoltaico senza costi di acquisto di energia esterni. Quando poi il pannello fotovoltaico terminerà, diciamo, il suo funzionamento, avremo poi l'effetto di poter in questo modo far sì che il banco batterie rilasci l'energia accumulata durante il giorno, che venga a servire, diciamo, il carico quando il pannello non ha più le caratteristiche di energia per dare energia al carico. Terminato l'accumulo dell'energia, lui staccherà il banco batterie, entrerà poi la rete Enel e subentrerà la rete Enel in attesa del sole del giorno dopo per innescare di nuovo la ricarica del banco e l'alimentazione del carico attraverso l'inverter. Quindi in questo modo abbiamo comunque ottenuto un sistema di risparmio energetico. Comunque, in ogni caso, quando il sistema ha esaurito l'accumulo di energia che era residente nelle batterie, nell'attesa del sole del giorno dopo, se in quella condizione si dovesse presentare una mancanza rete per un blackout o qualsiasi situazione, praticamente il sistema può funzionare anche come soccorritore di emergenza, garantendo la continuità di alimentazione alla casa, potendo così sostenere quelle che possono essere
i carichi tipo diciamo di quello che può essere l'apricancello piuttosto che la domotica o la stufa al pellet, poterla comunque sostenere anche nei momenti serali quando ho, diciamo, in emergenza necessità di energia. E poi al ritorno dell'energia elettrica un sistema ci consentirà di ricaricare il banco batterie solo fino alla fine dell'accumulo utilizzato. Quindi questo per far sì che poi la parte di accumulo di energia sia solo ricaricato attraverso il pannello fotovoltaico e mai attraverso la rete Enel. Questo è il Ensolar Green Bee come Battery Storage System. Questa è una soluzione per chi ha già l'impianto fotovoltaico e consente di massimizzare l'autoconsumo del proprio impianto fotovoltaico. Quindi con l'inserimento di questo dispositivo nell'impianto già preesistente, attraverso questo modulo di controllo che regolamenta la produzione fotovoltaica rispetto all'emissione di energia proveniente dall'Enel al carico, lui fa in modo di ricaricare il banco solo attraverso l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico. È chiaro che in questo caso andremo in maniera prioritaria a soddisfare l'autoconsumo dell'abitazione, per poi andare a ricaricare con la potenza, con l'energia in eccesso, possiamo andare a ricaricare il banco di batterie per creare il nostro accumulo della nostra abitazione. Esaurito anche l'accumulo, della ricarica dell'accumulo, praticamente il sistema è in grado con questo sensore di poter andare a frenare la richiesta di energia per fare in modo di attingere allo scambio sul posto dell'energia in eccesso. In ogni caso, anche in questa situazione, il nostro modulo che abbiamo appena visto è in grado poi di poter inviare una segnalazione che avvisa l'operatore che stiamo comunque vendendo l'energia all'Enel, per dargli modo di poter attivare degli altri carichi per aumentare ulteriormente l'autoconsumo al fine di massimizzare ancora di più di quelli che sono gli incentivi e l'energia autoconsumata nel proprio impianto. Anche questo sistema ha la funzione di soccorritore di emergenza che potrà sostenere la propria abitazione con energia di riserva diciamo, per superare la condizione di emergenza, e il ripristino dell'energia elettrica potrà riportarsi nella situazione di fine accumulo per l'attesa della nuova produzione il giorno dopo dell'energia fotovoltaica. Il solar è intanto affidarsi a un'azienda che non è nata con il solo fotovoltaico, ma che ha nella storia la gestione della conversione, quindi poter dare una continuità dell'utilizzo anche in termini di manutenzione, di poter avere comunque la possibilità di avere dal produttore all'utilizzatore direttamente un prodotto ideato appositamente per questa esigenza, e sapendo appunto della nostra astrazione, diciamo, dell'ottica professionale legata appunto alla soddisfazione del cliente. La tua energia sempre. Carpite anche tutte le novità di questo settore delle energie rinnovabili. Solar Expo si conferma la kermesse fieristica effettiva del fotovoltaico e di tutto ciò che riguardi l'utilizzo di quelli che sono gli agenti atmosferici che ci danno la possibilità nel mondo di catturare energia, e io non direi altro che mi piacerebbe spiccare il volo in modo completamente sostenibile, come qui alle mie spalle qualcuno suggerisce, e perché no nel futuro sarà possibile, perché noi amplificheremo per voi le notizie, le innovazioni e il futuro con il solare sempre al cubo.